Confartigianato boccia la politica sarda, poco attenta ai problemi della categoria. Secondo l'analisi dell'associazione, tra le 210 delibere della nuova giunta nei suoi primi 100 giorni di attività, solo 6 hanno interessato il settore. Ce ne parla Giuseppina Testoni. Delibere di giunta, provvedimenti adottati in Consiglio e Commissione, comunicati stampa, ma anche messaggi lanciati attraverso Twitter e Facebook. Tutto analizzato minuziosamente con l'obiettivo di capire quanto il tema delle imprese e dell'artigianato sia a cuore a giunta e consiglieri regionali dell'Era Pigliaru. Il risultato dello studio è tutti rimandati a settembre. È vero anche che sono passati poco più di 5 mesi da quando tutto il Consiglio regionale si è insediato. È anche vero però che il livello di attenzione rispetto ai nostri temi è veramente basso. Secondo lo studio di Confartigianato Imprese, i consiglieri che usano i social network non si occupano quasi mai di attività produttive sui loro profili. Bocciati anche giunta, consiglio regionale e commissioni. Su 700 comunicati stampa di artigianato si parla solo 16 volte, mentre nelle commissioni su 68 provvedimenti solamente 4 sono direttamente collegabili all'artigianato. Infine, nelle 16 sedute di giunta e nelle 210 conseguenti deliberazioni, solo 6 hanno interessato direttamente l'artigianato. La politica